La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Seconda parte della tematica riguardante la privacy, sempre in compagnia dell'HR Legal di MAV, Valentina Orizio, ben ritrovata. Ci sono dei nuovi criteri riguardo alla normativa, in particolar modo le chiediamo se ci può spiegare il criterio del Data Protection by Design. Sì, il nuovo criterio di Data Protection by Design prevede che sia fatta una preventiva valutazione circa i dati che verranno raccolti e le finalità per le quali gli stessi verranno raccolti, in modo tale che ogni azienda possa creare un processo di raccolta e di trattamento dei dati in linea con quelle che sono le regole del nuovo regolamento della privacy. E che cosa ci dice invece dell'altro criterio, quello del Data Protection by Default? Il criterio del Data Protection by Default invece fa riferimento a tutte quelle modalità di trattamento che mirano a un concetto di minimizzazione del trattamento stesso, ovvero un'azienda dovrà porre in essere tutti dei comportamenti volti a trattare soltanto i dati strettamente necessari e legati appunto alla finalità per la quale sono stati acquisiti. Quindi il nuovo regolamento pone l'accento soprattutto su quello che è la trattazione dei dati diciamo strettamente necessari, secondo un principio di necessità e non eccedenza della raccolta degli stessi. Ecco, proprio in questo senso una persona ha la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati ad un'azienda, ad un ente che possiede dati sulla persona stessa? Sì, il titolare, o meglio l'interessato del trattamento ha il diritto di chiedere il diritto all'oblio al titolare del trattamento, ovvero al soggetto alla quale ha fornito i propri dati, e questo diritto che già esisteva è stato rafforzato. Infatti il titolare del trattamento dovrà non soltanto cancellare i dati che ha ricevuto, ma informare eventuali terzi o titolari del trattamento che siano venuti a conoscenza dei dati della quale il soggetto interessato sta chiedendo la cancellazione. Ecco, il nuovo regolamento sulla privacy introduce anche il concetto della portabilità, del diritto alla portabilità. Ci può spiegare di che cosa si tratta questo diritto alla portabilità? Il diritto alla portabilità fa riferimento ad un concetto di tenuta dei dati in un formato acquisibile da parte dell'interessato, in un formato accessibile per esempio da un dispositivo automatico, facciamo riferimento ad esempio a cloud. Questo diritto della portabilità può essere esercitato soltanto se l'interessato ha espresso il consenso e quindi il titolare del trattamento ne è legittimato, e potrà essere eventualmente trasferito ad altri titolari soltanto per quei dati che sono stati appunto autorizzati ad essere oggetto del diritto alla portabilità. Ringraziamo la dottoressa Orizio per essere stata così chiara e sintetica, e le diamo appuntamento a un'altra puntata della rubrica Friuli Lavoro, parlando invece della somministrazione. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.